Partito, perfetto. Allora. Aspettiamo che entri qualcuno, come sempre. Eccolo, subito. Un bacione, Matti. Un bacionissimo. Come stai? Buonasera Davide, buonasera ragazzi. Ci si rivede in live dopo un bel po', veramente un bel po'. Come sto? Abbastanza trafficato. C'ho sempre cose da fare, non c'ho mai un attimo libero, però ci siamo. Infatti ho staccato poco fa da lavoro, ho deciso oggi volevo fare una live, visto che la volevo fare stasera, ma c'è la finale d'Europa League, c'ho alcuni impegni personali, quindi ho detto vaffanculo, la faccio adesso, perché volevo farla, volevo parlare della partita di ieri con voi. Come la vedi la semifinale di ritorno? Bella domanda, Davide. L'unica cosa positiva della semifinale di ritorno è che partiamo col vantaggio di avere 2 risultati su 3. Quindi staremo a vedere. Io voglio vedere lo stesso atteggiamento che ho visto negli ultimi 45 minuti di Cagliari-Parma. Ciao Marco! Io tra un'ora parto a fare Radical Chic con il corso di francese. Solo te puoi fare un corso di francese comunque. Che poi mi dovrai spiegare che cazzo ti serve il francese. Cioè. Però vabbè, te lo concedo, dai. Comunque, un bacione Marco, so che ti ho salutato, ma per te un bacione più che doveroso. Ah, e poi ci tenevo a specificare un'altra cosa. Prima che me scordo, la dirò poi anche dopo. Io vi ringrazio, però nel video di ieri molti mi avete fatto gli auguri. Ieri non intendevo compleanno mio, ma compleanno del Cagliari. Il mio compleanno è a novembre. Io vi ringrazio tutti per gli auguri, ma in realtà per compleanno intendevo il compleanno del Cagliari, non il mio. Sto staccando ora dal lavoro e contento per ieri, sto già con la testa a sabato. Assolutamente sì, Roberto, bisogna stare con la testa a sabato. Assolutamente. Un salutone anche a te comunque. Non ho visto la partita, ma il rigore c'era. Dipende dai punti di vista, factotum. Secondo me sì, perché lì è stato un lavoro di furbizia da parte di Lumumbo. Cioè, ci puoi stare concettualmente sul fatto che è stato proprio lui a voler mettere la gamba davanti al difensore del Parma e quindi a fare in modo che venisse fatto fallo. Però il calcio è anche questo. Quindi, secondo me c'era. A parti lo si può considerare generoso. A parti inverse mi ci sarebbe roduto il culo abbastanza, però ci sarebbe stato poco da dire. Perché il regolamento alla mano, ehm, quello è rigore. È rigore. C'è poco da fare. Lumumbo fenomenale, assolutamente sì, però non vorrei, forse era proprio l'Eccelso che lo scrisse, credo, correggimi se sbaglio Matti, però adesso piano con, l'osannare Lumumbo. Diamogli tempo a questo ragazzo, diamogli tempo e soprattutto diamogli spazio, che negli ultimi tempi non ne ha visto tanto. È chiaro che anche lui nelle ultime partite non ha fatto vedere molto, però secondo me ha buone prospettive, quindi godiamocelo, però non carichiamolo troppo di responsabilità. Però effettivamente ieri è stato fenomenale, fenomenale. L'ha svoltata lui,
l'ha svoltata lui e l'hanno svoltati i cambi che Ranieri ha fatto sapendo degli errori che aveva fatto precedentemente, perché Rogge e Pavoletti non potevano giocare e l'hanno dimostrato. Tolti loro, già la partita si stava incanalando verso una certa direzione, è entrato anche Luvumbo, partita finita. Ecco, Francesco, qui mi trovi d'accordo, ma d'accordissimo. Ieri Makumbu veramente il migliore a mani bassissime. Tralasciando Luvumbo, che Luvumbo è stato lui che proprio ha cambiato la partita, ma se c'è stato un migliore in campo nell'arco dei 90 minuti, quello è stato Makumbu. Bravo nel disimpegno, bravissimo a trovare i compagni, dettava i ritmi, è stato il vero metronomo del centrocampo del Cagliari. Ieri si è visto come quel giocatore abbia effettivamente un percorso, diverso dagli altri, nel senso si vede che ha masticato un calcio più elevato, diciamo, mettiamola così. Ieri impressionante Makumbu, ieri veramente impressionante. Giocatore di un'altra categoria. Anche Dossena e Zappa sono troppo stanchi. Goldaniga assolutamente titolare a Parma. Assolutamente sì, anche perché ieri non so chi ci ha fatto caso. Goldaniga, se non mi sbaglio, non è uno che lo fa, non è uno che comincia a impostare dal basso. Ieri i 2 centrali, quindi sia Altare che Dossena, hanno provato ad impostare dal basso e hanno fatto ridere i polli. Quindi evitiamo di cominciare ad impostare dai centrali, visto che non ne sono capaci. Darei un turno di riposo a Dossena che effettivamente negli ultimi tempi lo vedo un po' annebbiato dalla stanchezza, ma ci sta. Zappa io mi chiedo ancora perché sia sotto contratto, però vabbè. Poi mi vengono a che ha fatto quanti? 3 gol, 4 gol quest'anno, come se fosse una giustificazione. Tra l'altro in 2 casi sicuro lui ha fatto l'ultimo gol. Contro l'Ascoli ha fatto l'ultimo gol. Se non mi sbaglio forse pure contro la Regina? Può esse? Tipo il gol del 4-0. Di cosa vogliamo parlare? Quelli so gol regalati. Ma che chiede scusa a Zappa? Ma se ne andasse a fanculo Zappa, ma dai. Dai, si è fatto saltà come un birillo da Som. Poi per carità, Som è bravissimo, Tutti e 2 gol del Parma bellissimi, ma Zappa peggio che andar di notte. Anche Viola molto prezioso, assolutamente sì. Tra l'altro è merito suo del lancio che poi trova la Padula, che troverà poi Luvumbo in mezzo all'area per il gol del 3-2. Viola veramente preziosissimo. È entrato benissimo in campo e sinceramente, nonostante mi piaccia, non me lo sarei mai aspettato. Pensavo fosse ancora molto fuori condizione, visto che non ha praticamente mai giocato. No, Zappa si tocca, si prende per la collottola e si fa così, si manda via. Cosa ne pensi del Südtirol? Bella domanda, penso che sia una delle squadre più rognose da affrontare, ma probabilmente è quella che più vorrei affrontare in finale, se anche in finale vale la questione del miglior piazzamento, perché in quel caso conviene affrontare il Südtirol al posto del Bari, perché se no per me è indifferente affrontare o l'una o l'altra. Questa di De Jola che entra in ciampa da solo non me la ricordavo, me deve essere sfuggita. Ti faccio una provocazione, perché secondo te non ha più giocato la mezzala che meglio si era trovata con Azzi, ovvero Lella? Bella tra l'altro è bellissimo perché se non mi sbaglio in un video sulle storie del Cagliari, sul rientro negli spogliatoi si sente Lella che fa: "Dai cazzo!" Bellissimo. Comunque me lo chiedo anch'io perché non venga sfruttato Lella, anche perché è un buon giovane, è un ottimo giovane e se devo vedere il ROG di ieri tanto vale che giochi Lella.
Ciao GB, un bacione anche a te e un abbraccio grandissimo. Effettivamente me lo chiedo anch'io. Ero d'accordo, devo essere sincero, sul far giocare Rog, ma perché contro il Venezia De Jong non mi è piaciuto per niente. Sbagliò una quantità incredibile di passaggi, quindi secondo me era giusto farlo riposare un attimino e mettere Rog titolare. Ma abbiamo capito che magari Rog titolare non è il massimo, quindi magari è meglio puntare su un Lella dal primo minuto. Okay, perfetto. Se anche in finale vale il piazzamento, allora tutta la vita voglio incontrare il Süttirol in finale. Tutta la vita. Perché almeno anche lì avremmo 2 possibilità su 3 di arrivare in Serie A. Però c'è anche da dire che il Süttirol andrà a giocare al San Nicola e di certo il Bari venderà cara la pelle. Tra l'altro tutti a Parma, qua ha scritto War Parma, settore ospiti completo, settore ospiti sold out. Sul lancio lungo del Parma Manna aggancia e si gira, De Jong in controtempo inciampa e meno male che Dossena è entrato cattivissimo. Non me la ricordavo 'sta azione. Sì, però io intendevo a livello di ruolo, non a livello di mansione in campo, perché quello sì, intendo proprio a livello di ruolo. Al momento attuale quello che mi mette più sicurezza è Deiola, ma Deiola io mhmm, l'ho bistrattato, però continuo a ripetere che come potenzialità secondo me è un giocatore discreto. Certo non posso di più perché sarei un bugiardo, però Deiola in rosa io me lo terrei sempre per sicurezza. Tanto poi sicuramente arriveremo in Serie A e poi ci saranno quelli che diranno: ma ancora c'abbiamo Deiola e rosa." Deiola e rosa molte volte ti può salvare la vita. Ciao Ciccio, un bacione. Se possiamo fare un parallelismo tra Venezia e Parma, credo sia evidente che quando ci manca un filtro dai reparti perdiamo tanto equilibrio, tra attacco e centrocampo con Marcosu e tra difesa e centrocampo con Deiola. In poche parole, i vertici del rombo di centrocampo rendiamo meglio. Con i vertici del rombo di centrocampo rendiamo meglio. Assolutamente sì. È una cosa che ho notato anch'io, che riusciamo a giocare meglio in questo modo. E paradossalmente il Cagliari non pensavo, è una squadra che ha bisogno di andare a pressare il portatore di palla, perché nel primo tempo contro il Parma, vedere quel Pavoletti insieme a non mi ricordo chi, a Mancosu, che andavano a pressare i 2 mediani del Parma senza portare i risultati, perché poi il Parma girava il pallone in una maniera fantastica e trovava sempre lo spazio sugli esterni. Devi incominciare a occupare bene le linee, a occupare bene gli spazi, perché quel tipo di pressing non ti porta da nessuna cioè aspettare di cominciare a pressare il portatore soltanto superata una certa area è inconcludente. Forse ti scopri un po' di più andando a pressare fin da subito, però è quello che potenzialmente ti potrebbe fruttare di più e con i 2 vertici mi piacerebbe. Con i 2 vertici mi piacerebbe. Che formazione faresti scendere in campo sabato? Bella domanda Marco, ma a cui non ti so dare una risposta perché in questo momento scende in campo chi sta meglio fisicamente. Solo chi sta meglio fisicamente. Mancoso sì, ieri era morto, purtroppo non ha potuto rendere, anche se comunque un tiro e una punizione l'ha fatto. Ma Di Pardo cosa avrà fatto di male per giocare così poco? Me lo chiedo anch'io, specialmente perché ha avuto un'evoluzione fantastica Di Pardo rispetto all'inizio del campionato. È stato veramente ha fatto un glow up impressionante.
Pensavo fosse una pippa al sugo, invece si è rivelato un discreto un discreto difensore centrale, un discreto terzino. Quindi non riesco a capire questa ostentazione che si ha nei confronti di Zappa, quando a più riprese ha dimostrato di essere un giocatore limitato, limitatissimo, e non regge nemmeno più la scusa che gioca fuori ruolo, perché dopo anni che giochi come terzino destro al posto di esterno destro, i presupposti di quel ruolo ti dovrebbero essere entrati nella testa, dovessi essere in grado di giocà in quel ruolo. A quanto pare non Zappa. L'idea di Ranieri al primo tempo era di non concedere le spalle della difesa, attacco nello spazio alle ali del Parma, ma senza un uomo in più a schermare i centrali di difesa eravamo in difficoltà. Però c'è stato anche il fatto che, mhmm, ovviamente il solo la Padula non è che potesse andare a fare più di tanto. Però la Padula lasciava correre, così come lasciavano correre Pavoletti e Mancosu, perché andavano a pressare i loro mediani e il Parma trovava tranquillamente spazio sulle ali. Però mi va bene così per come è andata a finire la partita. Non è un tipo di calcio che piace, cioè non mi piace un calcio un po' più attendista, che va in contrapposizione al calcio che piace a me paradossalmente, però è così. Ehm, Però ieri effettivamente c'era un qualcosa che non andava. Quel tipo di pressing era inconcludente ed infatti poi è cambiato tutto. Esatto, esattamente Gibby. Esatto. Quando siamo incominciati a prenderci più rischi, abbiamo incominciato ad andare più alti, è cambiata la partita, perché il Parma si è cominciato a sentire aggredito. Parma che durante la partita ha dimostrato palesemente di commettere molti errori che il Cagliari non è stato in grado di sfruttare, ma che potenzialmente potevano rivelarsi fatali. Dentro gol da Nica, Lella e Prelec sabato, nell'ultima mezz'ora far entrare Mancosu che è parecchio stanco. Però Mancosu non lo vedo quel giocatore da ultima mezz'ora, perché come giocatore da ultima mezz'ora a me l'unico che viene in mente è Luvumbo, che ti spacca in due la partita con il dinamismo, andando incontro a difese avversarie molto stanche. Però Mancosu è più quel giocatore che ti dà visione, che magari ti fa quel passaggio a tagliare tutta la difesa, che ti trova quella Padula che stava prima della linea di fuorigioco, che ti fa l'inserimento e ti va a concludere. Potrebbe rivelarsi utile, però nell'ultima mezz'ora magari no. Forse il secondo tempo. Ultima mezz'ora, magari no. Poi vabbè, ovviamente giudizio mio, potrei tranquillamente sbagliarmi ed è probabile, ed è molto probabile. Comunque staremo a vedere. Se scegli Pavoletti devi metterlo in the box, altrimenti anche lui diventa un giocatore da ultimi 15 minuti. Già un Pavoletti che va a pressare fa alquanto ridere. Pavoletti ormai serve letteralmente come nemmeno come attaccante come boa, lo metti lì come vertice dell'attacco a fare da spizzapalloni di testa e finisce il lavoro di Pavoletti. Lui è uno di quelli che io continuo a non capire come faccia a stare in campo, perché secondo me non porta nessun valore aggiunto alla squadra, anzi ti rende altamente prevedibile. O magari primo tempo Mancosu e secondo Viola che è capace di fare ciò che fa Mancosu a mio parere. Assolutamente sì, assolutamente sì. Anzi, con Viola si unisce un qualcosa che Mancosu non ha, ovvero il piede sinistro, che non è per niente una cosa da sottovalutare, avere un mancino in squadra, eh. Non è per niente una cosa da sottovalutare. Questo ci sta tantissimo e te lo appoggio.
Vi siete copiati i commenti, GB. Che ne pensi della formazione iniziale di ieri? Ti devo dire, così a grandi linee ero d'accordo con la formazione, ero d'accordo con Rogga al posto di Reiola, ero d'accordissimo con Nandez come mezzala, meno con Zappa, titolare, ero convinto di Azzi. Non mi è piaciuto per niente il fatto che Pavoletti giocasse titolare, però sostanzialmente mi trovavo concorde con quello che aveva deciso il mister. Però il campo ha detto che non era così. La squadra era impostata male, Ranieri, essendo un grande uomo e un grande signore, ha capito dov'era l'errore e ha saputo porre rimedio. Ci ha messo le toppe. Quindi applausi a Ranieri. Anche De Jong al posto di Rogga, assolutamente sì. Ieri Pavoletti non ce la faceva a tal punto che stava sulla linea dei centrocampisti, ma ormai Pavoletti ha fatto il tempo suo. Cioè io non riesco a capì cosa serva per rendersene conto. Più volte ho usato Pavoletti da seconda punta, quando ha fatto la prima punta vedi Cosenza è andato meglio. E infatti il problema è proprio questo. Perché fa la seconda punta Pavoletti? Cioè, se tu Pavoletti lo devi usare in attacco, lo devi usare come centravanti boa, quello che ti rimane lì, ti spizza i palloni di testa e ti fa il lavoro sporco. O rifinitore, ma solo di testa, ma ormai ha perso pure quella skill perché ormai. Oddio. No, non era questo il commento che volevo leggere. È buono per fare il dirigente. Secondo me manco quello. Come si dice a Roma, non è buono manco per ammazzatora. Ormai non ci fai manco il brodo con Pavoletti. Non ci fai manco il brodo. Per lo spogliatoio è ottimo. Mh. Probabile. Ma secondo me nello spogliatoio ha più polso uno come Mancosu piuttosto che uno come Pavoletti. Il mister però è molto d'accordo a far giocare Pavoletti perché lo reputa un giocatore bravo e duttile per i colpi di testa. Mi trovo fortemente in disaccordo allora con Ranieri, perché io non lo reputo un giocatore bravo, non l'ho mai reputato bravo anche nei suoi anni migliori. Sicuramente sarà utile per i colpi di testa, ma tenere un giocatore lì soltanto per i colpi di testa quando azzecchi un cross ogni 300 non ne vale la pena. Sarebbe anche ora di smettere di incominciare a fare questi benedetti cross. La butto lì come idea, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Ora Poker zittisce tu. Ma io me lo auguro. Io parlo sperando sempre di venir smentito. Io me lo auguro tantissimo. Ciao Vale, un bacione. Sempre detto che Zito fosse la nostra futura stella, anche se messo a sinistra ha fatto 2 gol di destro, anche se lo preferirei a destra così da lasciargli più spazio per dribblare. Non sarebbe male, non sarebbe male. Io lo vedrei bene anche dietro la punta, ti devo dì la verità. O proprio come prima punta, perché se non mi ricordo male a Brescia, contro il Brescia in casa, lui giocò come prima punta e giocò molto, molto bene. Ma chi, Pavoletti o Lumbo, Matti? Lontano dalla porta è chiaro che l'Umbo non può essere utile. Devo essere sincero, intanto ciao Gino, ti saluto. Appena letto la formazione ero contento nel vedere titolare Rog, poi visto l'azione del raddoppio del Parma mi sono ricreduto, camminava in campo. Devo dirti la verità anch'io.
Anch'io all'inizio pensavo fosse giusto, perché De Jong contro il Venezia non mi è piaciuto per niente. Però poi vedere quel Roghi in campo mi ha fatto rimpiangere quel De Jong contro il Venezia che ha sbagliato una quantità impressionante di passaggi. Quindi sì, mi è successa la stessa identica cosa. Guarda, io di dirigenza e di Giulini ne parlerò a campionato finito. Per il momento voglio concentrarmi sulla squadra, perché penso sia più utile concentrarsi su quello che succede in campo che quello che succede fuori. Poi ci sarà tempo e modo di disquisire di quanto fatto dalla società. Ma devo dire tutti i subentrati hanno fatto tanta roba, tutti subentrati. Il giudicatore non sbaglia mai. Buonasera buonasera Marti. Un bacione. Esatto. La vera Lula è questa, Luvumbo Lapadula, altro che Lukaku e Lautaro. Io spero che nel Parma non ci sia Buffon. Anch'io, anche perché Cicizola ha dimostrato di essere veramente un portiere che concede molto, quindi vada per Cicizola. Tutto a posto, te? Dopo la partita di ieri proprio benissimo. Cicizola è praticamente l'Ibañez del Parma. Sì, secondo me la Padula farebbe molto bene in Serie A, se messo nel contesto giusto. Assolutamente sì. Ma anche per dirvi, non so perché ogni tanto la webcam smette di stare a fuoco, vabbè. Anche la Padula non è esente da errori, però è chiaro che gli errori della Padula sono dovuti al fatto che lui è costretto a giocare isolato. Lo sai che me lo chiedo pure io? Quando ho visto entrare Cicizola ho detto non capisco il motivo. Cioè, vabbè, Buffon c'ha 45 anni, ok, ma forse credo abbia avuto qualche problemino. Penso che l'abbiamo detto un po' tutto, Marti, un po' tutti l'abbiamo detto. Mm, cioè, il primo tempo ha fatto venire il nervoso a un po' tutti. Quindi sì, poi il dopo è stato ancora più godurioso perché penso che nessuno di noi se l'aspettava. Io ho agguantato il pareggio, ero contento così. Cioè, mi sarebbe andata bene anche il 2-2. Poi quando ho visto Lumbo fare quella serpentina in area, e lì secondo me grande colpa di Cicizola, perché è vero che Lumumbo l'ha tirata alta, ma secondo me era parabile come tiro. E è andata bene a noi, è andata bene a noi. Eh sì, purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, Gino, ormai il settore ospiti è completo. C'è un mio amico, l'admin della pagina Instagram Solo Cagliari, che ha già prenotato i biglietti per Parma, per esempio. A me sarebbe piaciuto andarci, però non posso. Hanno detto che aveva un problema al polpaccio, okay. Guarda, molti mi hanno citato il video di Papyrus. Io sinceramente non l'ho visto e non è per cattiveria, ma non nemmeno lo guardo perché voglio pensare alla mia di squadra e voglio pensare alla partita di sabato.
Tanto ciao Giuseppe, ieri giornata da Zito. Sì, noi adesso siamo in una situazione superiore. Noi adesso abbiamo la fortuna di avere 2 risultati su 3 a favore e bisogna sfruttare questa cosa. Penso che deve crescere e deve trovare continuità. Se riesce a giocare con continuità, sicuramente migliorerà e sicuramente potrà giocare in Serie A. Attualmente è un giocatore da Serie B. Io non ho pensato minimamente a questo, però okay, ci sta. Ma non penso ne metteranno altri perché il settore sarà completo, quindi non penso ne metteranno altri. Ma è giusto, anch'io fossi stato del Parma sarei incazzato a bestia, specialmente dopo il primo tempo che hanno fatto. Sabato bisogna stare attenti perché il Parma penso metterà tutti i giocatori forti e attaccheranno come matti. Sì, assolutamente sì. L'esultanza di Zito ha gasato e non poco perché, quell'esultanza alla Platini mi piace tantissimo, quindi ha gasato un botto proprio. Al ritorno che partita faresti e che formazione metteresti? Ovviamente farei la classica partita da Südtirol, quindi tutti dietro e poi pronti in contropiede. La formazione che metterei chiunque sta al meglio della condizione, chiunque. Almeno chi non è residente può andare negli altri settori dello stadio. Non so quanto convenga, però sì. Ma chi non è residente intendi in Sardegna o a Cagliari? Lumumbo per te è meglio di Barbo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché Barbo, a parte la corsa, gli riusciva fuori un dribbling su 10. Poi vabbè, tutti ci ricordiamo del gol contro il Catania e tutto quanto, però a conti fatti secondo me Luvumbo decisamente meglio di Barbo. Residente nella provincia di Cagliari tecnicamente. Okay. Ehm, sì, potenzialmente se potrebbe però chiaro, è la semifinale de ritorno, quindi ci devi andà perché ci devi andà, però non godersela con altri tifosi del Cagliari secondo me lascia un po' a desiderare. Secondo me il Tardini sabato sarà pieno di tifosi del Cagliari sparsi come quel Sassuolo-Cagliari 1-1 del 2019. Però ce stanno vabbè, contro il Sassuolo gli si può di tutto tranne che c'abbia una tifoseria numerosissima, eh. C'è anche da dire questo, il Parma ha decisamente molta più storia del Sassuolo e molti più tifosi, quindi sarà anche più difficile perché comunque pure il Parma, cercherà di fare del Tardini un fortino, quindi ci sarà una massiccia presenza anche dei tifosi del Parma. Quindi a Parma quanti dovremmo essere? Non so quanti ne contenga il settore ospiti del Tardini. Mo' te lo cerco. Vediamo un po'. Settore ospiti dovrebbero essere circa 1100 spettatori. E infatti qua Gino scrive 1100. Minchia,
Ma ci metterei la firma col sangue. Ma è giusto Gino, non gliene si può fare una colpa perché anch'io so di questo parere, non voglio guardarmi la partita co' rischio de dover strillà e avecce paura de pià le botte solo per avè risultato. Anche questo è vero, ma pure all'inizio del secondo tempo coi rimpalli andavano molto bene loro, eh. Le scivolate di Nandez gasavano tantissimo, anche Nandez tanta roba. E ieri secondo me più che una questione di modulo è stata una questione di cuore e una questione dei cambi, proprio dei giocatori che sono entrati a partita in corso, che hanno svoltato la partita più che del modulo in sé per sé. Tanto aspettate che mi sto slacciando le scarpe, che mi voglio mettere le ciabatte. Basta che non si scenda con la mentalità di pareggiare, assolutamente. Assolutamente, perché se tu vai lì con l'idea di voler fare 0-0 e portarti la partita a casa, hai toppato tutto. Comunque De Iola può piacere come non, ma quando non c'è lui si vede. Ma quando non c'è lui si vede. Assolutamente. Assolutamente sì. Il gol di Somma era molto evitabile, assolutamente sì. Lì secondo me c'è stato anche una parte di colpe di Radunovic che sul proprio palo non te puoi permettere di subì un gol simile. Poi anche Zappa che si fa saltà come un birillo. Esatto, esatto. Per sta sicuro gli dovresti fa un gol. No, assolutamente, per niente male, per niente. Ci sarà una massiccia presenza di tifosi del Cagliari ed è giusto che sia così. Io sono scettico e per portare fortuna al nostro Cagliari dico che perde, però tranquillo, tranquillo. È giusto così, è giusto così. Assolutamente sì, ed è per questo che dico che secondo me la vera fascia di capitano andrebbe data a lui. Non mi stuferò mai di ripeterlo, perché lui è l'esempio vivente di cosa significa amare il Cagliari, perché lui si è letteralmente rovinato la carriera per amore del Cagliari. Ciao Briccolo, un bacione. Tra l'altro, mo che siamo 23, lo potevo dire prima, ma vabbè. Vi svelo questa piccola news, anzi, mo siamo 26. Probabilmente quest'estate ci sarà un calo dei video, un calo di pubblicazione. Già è successo perché tra impegni e cose varie non sono mai riuscito a trovare il tempo. Quest'estate ci sarà un calo di video e da giugno, quindi da domani praticamente, però in realtà dall'8 giugno, voi questa stanza non la vedrete mai più. Cambierà location, cambierà tutto e spero di riuscire a portare più video, spero di riuscire a portarli il prima possibile, però cambieranno un po' di cose. Spero di riuscire a portare anche nuovi format, tra cui la live reaction. Ehm, però questa stanza sparirà, nel bene o nel male. Per me è nel bene, però è così. Vi volevo rendere partecipi di questa cosa. Assolutamente che Pavoletti è indifendibile. Non lo so, sinceramente non lo so. Se riuscissi a trovare qualcuno di più affidabile sarebbe Radunovic il secondo portiere, se no me lo terrei e come secondo prenderei magari un Sepe, così. Primo nome m'è venuto in mente. Nì, vado a convivere, ecco. E quindi non questa cameretta sparirà.
per sempre dai video. Dovrò fare tutto un nuovo studio in un'altra casa ovviamente, a casa della mia ragazza, ehm, ci vorrà un po' di tempo, non so quanto ci vorrà. Non so nemmeno quanto ci vorrà per ritornare a fare le live, perché lì la connessione purtroppo non è cioè è diversa e non c'è la fibra 1 giga, ma c'è quella a 100 mega che va un pochino male, quindi dovrò vedere anche il lato connessione. Quindi non so quando torneranno le live, sicuro torneranno, ma non so dirvi quando, però provo a fare di tutto per i video. Magari ci metteranno un po' di più ad uscire perché la connessione è un po' lenta, i post partita saranno un po' più usciranno un po' più tardi, però farò di tutto per farli uscire sempre, sempre e comunque, perché non avrò più problemi di questo tipo. Quindi da giugno cambia tutto. È uscita una notizia non confermata che io non posso perché secondo me è inutile parlare di calciomercato. Ora il Cagliari è su Tatarusanu? Immagino, su Tata. Beh, non sarebbe male come secondo, però non penso venga. Grande GB. Non penso ritorni mai Vicario, anche perché costa troppo. L'Italia che farà un amichevole con il Cagliari Primavera? Yes. Bella, bella cosa. Anche un modo per festeggiare la salvezza del Cagliari Primavera. Come portiere prenderei Caprile del Bari. Non sarebbe male. Eh, non so dove sia adesso Olsen, però sarebbe stato molto bello. Ma chiederà tanto. Secondo me chiederà tanto di stipendio. Ti chiederà un mezzo milione probabilmente. Mezzo milione per un portiere che ormai il suo l'ha già dato, mi sembra un po' troppo. Cragno verrà riscattato dal Monza, ragazzi. Cragno, il Monza ha l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, quindi fa il secondo all'Aston Villa, bene. Cagno del Monaco, okay, avevo letto Cragno, scusa. Non ci ho mai fatto caso a Cagno del Mo cioè non l'ho mai guardato attentamente il portiere del Modena, quindi non vi saprei dire. Però non sei il primo che ne parla bene di questo Cagno. Non sei il primo. Tanto perdonatemi, ho risposto a un messaggio. Hai visto la storia di Luca Pellegrini? No, non l'ho vista. Non l'ho vista, mo la vedo subito. Luca Pellegrini. Stava guardando il Cagliari. Stava guardando il Cagliari. Grande Luca. Grande, grande Luca. Poluzzi non mi fa impazzire. Poluzzi non mi fa impazzire, così come non mi fa impazzire Pigliacelli, che tra l'altro è del mio stesso quartiere. Pigliacelli è del mio stesso quartiere. Da quello che so abitava letteralmente al palazzo che ho qua di fronte. Carne secchia è tanta roba. Carne secchia è veramente tanta tanta roba.
Ci rendiamo conto che Nainggolan e Pellegrini sono ritornati le stesse volte a Cagliari? No, Nainggolan è tornato 3 volte, eh. No, 2. Mentre Pellegrini è tornato una volta sola. Ma deve recuperare dall'infortunio Sirigu, che se non mi sbaglio si è infortunato. Grande Vicario, grandissimo Vicario. Maximiano, intendi quello della Lazio? Se intendi quello della Lazio, anche no. Anche no. Lo sapete un portiere, mo' mi è venuto in mente un portiere che a me piace tanto e secondo me molti sottovalutano, Milinkovic-Savic del Torino. Ecco chi. Se devo puntare su un portiere io punto su di lui. Non lo conosco anche perché quest'anno la Serie A non l'ho guardata praticamente, quindi non conosco questo a dopo del Toro. Poi a dopo. No, troppa paura che possa fare tipo... Come si chiama? Tipo Carius. Ma un Audero non mi piace Audero. Cioè non mi piace, non mi dice niente. Anche Silvestri dell'Udinese. Assolutamente sì. Che tra l'altro era nostro. Noi avevamo come portieri Silvestri e Cragno ai tempi. No, a me piace da Dio. A me piace veramente da Dio Milinkovic Savic. A me piace veramente tanto. Tra l'altro, ragazzi, mi fumo questa sigaretta e poi chiudiamo questa breve live che avevo veramente tanta voglia di fare. Che mi vado a dare una lavata che so sudato peggio di un capretto afganistano probabilmente. Tranne io, Antò, tranne io che non mi ricordavo di a dopo. Ma a questo punto prendiamo Pinsoio e chiudiamola così. Prendiamo Pinsoio e chiudiamola così. Ah, tra l'altro, ragazzi, vi dico anche questa cosa che magari a voi non ve ne frega un cazzo, ma a me interessa giustamente. Ho provato a ricontattare KK Call per vedere se sono interessati a una sponsorizzazione. Questa volta sono stato io a contattare loro e perché mi darebbe un pretesto per ricominciare a fare video con frequenza. Quindi vediamo se mi rispondono. Ci potrebbe essere qualche collaborazione. Gabriel, l'ex Lecce e anche ex Cagliari. Musso mi ha sempre fatto cagare. Musso a me mi ha sempre fatto cagare. No, Musso, scusa, mi sono sbagliato. Mi sono confuso. No, Musso. No, Musso. Quello che stava prima alla Fiorentina, cioè quello che stava prima all'Atalanta, poi è andato al Napoli, poi mo sta alla Fiorentina. Come cazzo si chiama? Non è Musso. Come si chiama? Non mi viene il nome. Gollini, ecco, Gollini.
Mamma, uno dei portieri più sopravvalutati che ci siano in Italia, una pippa immonda. Una pippa immonda Gollini. Ecco Gianluca chi fa le cazzate, non Milinkovic-Savic, Gollini, ma ne fa una appresso a una, non dà una sicurezza, una che sia una, ma una che sia una cosa impressionante Gollini. Mai visto un portiere così scarso in epoca recente, mai. Ce ne stanno di miliardi più forti di Gollini. Pure Ciocci è più forte dei Gollini, me ci gioco le palle. Pure Goicocea è più forte dei Gollini. Ma proprio a mani bassissime. Bravo, bravo, bravo Giallo. Io sai Gollini dentro di me come lo chiamo? Il Belotti della Porta. Il Belotti della Porta. Belotti e Gollini, due giocatori stra sopravvalutati. Stra sopravvalutati. Lolic è un buon giovane da mettere come secondo. Ma dovresti sbrigare prima la pratica Ciocci, secondo me, GB. Bisognerebbe sbrigare prima la pratica Ciocci. Esatto, Amberi che ha fatto coi Cocea. Anche meno perché mo avrà 30 anni e passa, Velar. Rafael, a me devo essere sincero, non dispiaceva. Belotti ha fatto 2 o 3 stagioni buone, sì, ma cioè, a me non mi è mai piaciuto. Mai, non mi ha mai convinto. Cioè, quelle 2 o 3 stagioni buone che secondo me so più 2 che 3, sono stagioni in cui Belotti ha fatto bene perché era in stato di grazia, non per un'effettiva bravura del giocatore. Tanto rispondo a Gabriele. La finale dei playoff non si gioca in campo neutro, si gioca andata e ritorno nelle due città. Quindi l'andata, nel caso ci sia il Cagliari in finale, si giocherà a Cagliari, credo, oppure ritorno, e l'altra partita si giocherà nello stadio nella città dell'altra squadra in finale. Mi piacerebbe molto fare un qualcosa simil Inghilterra, quindi con le finali tutti in un unico stadio, però. Ciao Robè, un bacione, tutto a posto te? Tra Ciocci e Lolic c'è un abisso, il secondo è pauroso in prospettiva. Ma non ci dimentichiamo della famosissima rovesciata di Ciocci contro la Roma. Storia, quella rovesciata è storia. Comunque, probabilmente sì, ma c'è anche da dire che Ciocci non ha avuto margine. Cioè, Ciocci non vedrà mai il campo, probabilmente. Sar della Cremonese, approfondirò. El Shaarawy mi piace tantissimo. Turati non è male, vero? Non è male. Però io ho un feticismo per Milinkovic-Savic. Mirante e Perin come portieri, anche no. Anche no. Poi qua che è? Voglio dei bestioni sicuri in uscita, non il mio Boris, quindi. Ma se arriva un'offerta, perché no? Carne secchi anche, però ha già parecchi occhi addosso Carne secchi.
Tanto ciao Federico, cosa ne pensi del Suttirol? Una vera sorpresa arrivare a un passo dalla finale playoff con la rosa che si ritrovano? Nì, più che altro anche lì è merito di Bisolone, che ha preso quella squadra che era praticamente sicura retrocessa con Zauli e l'ha portata dove è adesso. È una vera sorpresa più che altro vedere che riescono ogni volta a fare dei magheggi per non far giocare Masiello contro il Bari. Quella secondo me è una vera sorpresa, che è un qualcosa di indecente. Miro, ma dunque dopo la notizia di ieri della Sampdoria, il Brescia se non vince con il Cosenza è addirittura in Serie C? Dipende da come si so piazzate le squadre. All'andata, chi ha vinto? Mi sa che ha vinto il Cosenza. Devo vedere la classifica. Poi non so cosa c'entri la cosa della Samp. No, il Cosenza è in vantaggio. Cioè il Cosenza ha vinto la partita di andata. Anche il Cosenza adesso ha 2 risultati su 3 a favore, ma in caso di vittoria del Brescia si salverebbe il Brescia per miglior piazzamento. Di Gregorio, vabbè, ormai starà al Monza. Si è girato pure il Tottenham, però si è fatto tutto il tempo in panchina. C'entra perché non si sarebbe iscritta in B. Vero? 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 Non avevo calcolato questa cosa. Ma toccherà vedere se si iscrive comunque in B. Perché ce ne fossero state poche di situazioni in cui una squadra viene acquisita e poi non si iscrive al campionato. Poi che solo in Italia succedono ste cose, sfondiamo una porta aperta. Ciao Andre, un bacione, anzi, tanti baci per il buon Babbo Casteddu. Florenzi è buono, Aldo Florenzi è tanta, tanta roba. Tra l'altro sardo, motivo in più per prenderlo. Decisamente, decisamente. Negli ultimi anni abbiamo un numero di squadre fallite che è impressionante, impressionante. Anzi, imbarazzante, io direi. Veramente imbarazzante. Mamma mia, che stanchezza. Qua incominciano già a strombettare in vista della finale. Di Marzio ha confermato che la Samp andrà in B con una penalizzazione, ma io fino a quando non vedo che entra la nuova proprietà rimango comunque diffidente. Ad acquisizione completa vedremo. Lo so che c'è stato anche l'uscita di Ferrero che ha detto che l'ha venduta e che addirittura lo rimpiangeranno. Cellino Docet. Però staremo a vedere. Staremo a vedere. Comunque detto questo, ragazzi, io vi mando un bacione, vi ringrazio per aver partecipato. Probabilmente non usciranno, credo, i video per quanto riguarda la semifinale di ritorno ed eventuali altre cose che non sto qui a nominare. E ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Sempre Forza Cagliari. E incrociamo le dita. Incrociamo le dita, ragazzi. Ciao ciao.